Mi aspettavo dalla squadra delle risposte dopo la brutta sconfitta di domenica a Gela e sono arrivate, perché comunque abbiamo, oltre ad aver ottenuto un ottimo pareggio in uno dei campi più difficili dell'eccellenza, perché il Misilmeri è una squadra, come ho detto anche alla vigilia della partita nel presentarla, tolte Athletic Palermo e Gela, poi insomma il Misilmeri viene subito dopo insieme allo Sciacca, quindi dicevo campo complicatissimo. Ma mi tengo alla grande la prestazione, perché secondo me, almeno finché non siamo rimasti in 10, la squadra ha giocato alla pari, ha creato, ha messo in campo le idee, abbiamo difeso come avevamo preparato di difendere, abbiamo cercato di attaccare trovando delle linee di passaggio un po' diverse, delle soluzioni con le due punte stavolta più vicine, insomma abbiamo abbandonato un po' il tridente e ho appunto trovato delle risposte rispetto a domenica importanti che mi dicono potrebbe essere questa la strada da continuare a seguire. Ultimamente ce ne stanno succedendo di tutti i colori, ne perdiamo una a partita, abbiamo perso Punzi, abbiamo perso Ventura, oggi abbiamo perso Arena che è un giocatore fondamentale, abbiamo anche Gatta fuori, abbiamo praticamente un'intera linea difensiva out. Le condizioni le dobbiamo valutare, adesso vediamo, crediamo si tratti di stiramento, però l'entità è da valutare e quindi speriamo di recuperarlo per sabato, anche se la vedo difficilissima, molto più probabile che possa rientrare poi nella partita in casa col Castelbaccio. Io credo che il nostro vantaggio fosse anche abbastanza meritato, nel senso che non è che stavamo surclassando il Misilmeri, però comunque appunto ce la stavamo giocando alla pari, potevano andare in vantaggio anche loro, hanno avuto delle occasioni per farlo, poi alla fine lo sappiamo, il calcio è anche molto episodico, abbiamo trovato il gol noi e sì, credo che il capitano lo abbia meritato forse più di tutti, perché è colui che dal 1° agosto davvero sta tirando la carretta al massimo, è un trascinatore, è un vero leader, tra l'altro anche questo l'ho già detto, ma Repetita Juvent secondo me è un leader vero, perché è uno di quelli che esprime tutto con i fatti e non a parole, quindi sono contentissimo per lui, se lo merita, sono contento che sia un gol che ci tiene assolutamente in corsa per il passaggio del turno, ce la giocheremo in casa tranquillamente, con serenità, e poi insomma qualsiasi cosa verrà fuori noi sappiamo che stiamo facendo un percorso di crescita e che questa partita e le prossime sono continue tappe appunto di questo percorso. E gestire 3 partite in 6 giorni, perché noi credo che giocheremo sabato col Castellammare, quindi sono 3 partite in 6 giorni, per noi è molto complicato, perché chiaramente potete immaginare abbiamo una rosa comunque da squadra che lotta per certi obiettivi, quindi dobbiamo essere bravi a gestire soprattutto le fasi di riposo della settimana. Come dice Velasco, il riposo è parte dell'allenamento, il recupero è parte dell'allenamento, stiamo cercando di lavorare con lo staff in modo tale che questo riposo sia davvero riposo, che permetta ai calciatori comunque di recuperare e di essere pronti a questo tour de force. Oggi è andata via la seconda partita di queste 3, vediamo sabato di essere all'altezza, se non altro atleticamente, di giocare la terza.